Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo in Bahrain, terza tappa del mondiale, siamo non in griglia, qualificazioni così così, ma appunto a rifare una grandissima gara. Perez terzo, grande Ragazzi, Perez. Comincia lo spettacolo. Qua bisogna fare bene, dopo mezzo scivolone cinese. Partenza a dir poco scandalosa. Devo buttarmi nell'internazzo e rischiarla anche. Mamma mia, leggera, toccata, ma quasi niente. Ok. Mamma mia! Hai urtato la Basta, minore. Il danno non sembra grave, ok, ma tutto a cerca di posto, non tutto peggiorare la rego, situazione. tutto rego. Attenzione, intanto bandiere, c'è, sì, qualche macchina ha subito dei danni. Partenza un po' curiosa. Tutto a posto adesso però. Dai come, facci sognare. Siamo quinti con Perez davanti, il nostro compagno di squadra. E Kimi Raikkonen. Decisa, ben Ma fatto. stai zitto, le pronto in calore. Sarà duro a recuperare perché comunque Perez è un osso duro. Il mio compagno non è per niente scarso. Però vediamo. Dopo il podio rocambolesco di Melbourne è stata un po' la beffa cinese. Mo vediamo qui. Nel deserto, vicino al Golfo Persico, o al Persico Golfo. Ok, first lap completato. Record di Seb. Record del Bibitaro. Beh, non stiamo ancora perdendo per il momento perché credo che siamo con Michela Obesotta. E con Michela Obesotta è un po' più facile rimanere in scia. Attenzione, Raikkonen è veramente attaccato, però il campione del mondo in carica e vincitore delle prime due gare. Raikkonen scatenato. L'obiettivo è vincere un mondiale con la Force India a questo livello di difficoltà sarà quasi impossibile. Ma proviamoci. Attenzione a Kimi. Kimi si butta. Ma il Come chiude la porta. Andiamo di miscela standard che non voglio sprecare adesso il carburante. Però non so, la sento. Dopo Melbourne la sento un po' più difficile da governare sta Force India. Non capisco il perché onestamente. Vabbè. Purtroppo Raikkonen non ce lo toglieremo dai maroni tanto facilmente. Anzi, tutt'altro, mi faccio solo superarci. Giro record di Valtteri, fastest di Valtteri. Ok, siamo entrati nel terzo giro. Da adesso il DRS è disponibile. L'obiettivo scuderia è almeno ottavo posto, almeno questo dobbiamo assolutamente raggiungerlo. Mamma mia, Kimi è troppo vicino. Concentration, please, concentration. Mamma mia, non sto guidando per niente bene comunque. La sento un po' più scorbutica questa panterona. Perez se ne sta andando. E Raikkonen è veramente a un passo adesso. Mamma mia. Malissimo, presa a madonna, ma ragazzi, ma... Cioè... Male. Però sono anche le prime gare. Ho notato che il Cume comunque Fedele al comando della gara. in sto Formula 1 ha bisogno di, quando comincia la stagione si comincia a svegliare dopo le prime 5-6 gare.
solito il vero risveglio il ritiro per Magnussen. Primo colpo di scena, forse era meglio la safety. Ma pazienza. Rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando Ma troppo veloce. Rallenta. Ok, ho provato a mettere le medie, ma veramente dura, raga, e purtroppo facciamo difficoltà, siamo un po' in difficoltà, ragazzi. Stiamo pagando la fortuna melburniana. Comunque c'è da dire, raga, che l'obiettivo quarto posto, cioè questo è l'obiettivo per il momento, è già un obiettivo ambizioso, l'altro anno quinti, quest'anno quarti, almeno davanti a una Ferrari o una Mercedes. È l'impresa quasi disperata, però non si sa mai. Siamo settimi. 7th place. Vediamo cosa combiniamo con le gomme medium. Vediamo con le medium. Il Cume ci prova. Adesso farà il fastest lap con le medium, perché il Cume è un po' medium. Ho perso 2 posizioni comunque con la sosta. Mamma mia quanto stiamo rischiando. Che faccio più fatica a tenerla, c'è poco da fare, è oggettivo. Oh, l'ultimo aggiornamento ha portato più a problemi che altro, o veramente non lo so. Aggressivo, come aggressivo. Penso che tutti siano andati ai box, quindi adesso insomma questa è la posizione, me la tengo. Ci sta, per 2 posizioni me l'aspettavo. Che l'obiettivo è ottavo, scuderia certo il settimo posto, di certo non mi aiuta per arrivare quarto nella classifica mondiale, però è ancora talmente lungo il campionato. Finora però in 2 anni e 3 gare solo una vittoria a Monza l'anno scorso. Adesso ho il dovere di fare veramente uno stint lungo e perfetto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,8 secondi. Questo è quello che devo fare, lo stint della vita. E magari sperare in un po' di bagarre, un po' come a Melbourne. Però sappiamo che non possiamo sempre aver culo, insomma, ci sta anche, è anche giusto, insomma. Diciamo che come gara ero partito meglio l'anno scorso, però finora ero più continuo, diciamo. Però il podio non me lo toglie nessuno ed è una soddisfazione grandissima. Però a volte faccio veramente fatica a tenerla, non capisco, la sento proprio dura la macchina. Altro giro andato, che purtroppo non c'è poco combattimento in questo momento. Devo sviluppare ancora la macchina, c'è poco da fare. Ho bisogno di punti risorse. Dai, porca miseria. Verstappen ha la macchina migliore e anche una mescola più morbida, quindi prenderlo è impossibile, però ho dovuto rischiare questa strategia di tenere Sainz, che anche lui è una mescola migliore, anche se la macchina mia è più forte. Ragazzi, si è ritirato anche Sainz, ma gara proprio brutta, involuzione pazzesca della Force India e del Cume.
Settimo posto, ma mai protagonisti. Dovevamo rivedere molto lo sviluppo, perché non capisco sinceramente. Si andava meglio l'altro anno, ma vabbè. Qua non si demorde niente, possiamo ancora fare bene. Siamo al super inizio della stagione. Alla fine mi riesco di non andare ai box, anche se veramente le gomme sono andate, ma comincio a perdere veramente aderenza. Però se vado ai box adesso chiudo 11°, quindi non è il caso. Addirittura fuori dei punti. Non la tengo più, però porca mia Madonna. Un cume leggermente curioso, di poco. Devi rientrare ai box a Ma questo stai giro. zitto. Sono un po' proprio deluso. Vabbè, miscela standard tanto. Non si ritira nessuno davanti. Cioè, gara proprio inutile onestamente. Non siamo riusciti mai a dettare un ritmo devastante, mai niente di niente. Solo tanta delusione. Dopo l'inizio spaventoso di Melbourne con un podio devastante, anche fortunato, ma comunque sempre podio, Cina e Bahrain da dimenticare completamente. Comunque è scesa la notte qui in Bahrain. Comunque è nuvoloso, è un po' nuvoloso oggi. Mamma Abbiamo mia. calcolato a sufficienza per soli 2 giri. La gomma anteriore sinistra l'è finita ormai. Il Grosjean chiaramente sta recuperando con gomme molto più fresche. 2 laps remaining. Mamma mia, non la tengo più, fioi. Gomme leggerissimamente usurate. Niente, proprio, boh, non so che dire ragazzi, veramente, per la prima volta il Kuma è in un silenzio quasi agghiacciante. Gara così. Un Kuma contro tutti. Vediamo i componenti. Insomma, dai. È ingovernabile ormai. È ingovernabile, ragazzi. E inizia l'ultimo giro con le gomme praticamente anteriori andate. Sei all'ultimo giro. Mi fa piacere. Vi prego gomme, tenete duro l'ultimo giro.
Vince Vettel, super Ferrari comunque in questo inizio, è grande Seb. Mamma mia che fatica. Sta abbastanza carburante per un... Sì, lo so amore, lo so. Dai, almeno stare sull'obiettivo scuderie. Mamma mia, oh. Macchina leggermente andata di poco. Ok. Ultima curva. Settimo posto un po' così raga, sono un po' amareggiato perché la macchina proprio non c'è in queste ultime due gare, proprio inesistente. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Ma che se lo dici tu. Grande, arriva bene. Fantastica performance della Ferrari che non ha mai esitato. Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte nel mondo. Bravo Seb, vediamo la classifica. Alla classifica piloti. Siamo sempre quinti con 22 punticini. Perez secondo nel mondiale, grande Perez nella costruttori secondi. Ragazzi, Ferrari show, ma poi ci siamo noi. Raga, sotto il condone veneziano. Ciao!